Centri estivi con il contagocce per i bambini disabili. La denuncia arriva dalla presidente dell'Anfas Veneta e membro del tavolo della disabilità della Regione Veneto, Peroni. È un problema che riguarda tutti i comuni con i tagli ai bilanci, spiega. Ci sono bambini che vengono accolti una sola settimana, chi 2 o 3, ma in ogni caso per periodi inferiori rispetto a quanto chiedono le famiglie. Eppure l'assessore al sociale del Comune di Venezia dichiara altro. Garantiamo tutto l'anno scolastico per importi milionari, come è giusto che sia, l'accoglienza scolastica dei ragazzi disabili o studenti disabili durante l'anno scolastico. In più, nella stagione estiva, sapendo che molti vogliono partecipare ai centri estivi, è giusto metterli nelle condizioni di partecipare, garantiamo fino a 5 settimane, 4 più eventualmente una aggiuntiva, la possibilità di accoglienza scolastica per un monte ore che arriva anche alle 35-40 ore settimanali. Quindi un impegno finanziario e organizzativo importante che però facciamo con la convinzione che tutti i ragazzi devono avere gli stessi diritti di accedere ai servizi del Comune. Appunto per questo lo scorso anno abbiamo introdotto questa possibilità non solo per i centri estivi comunali ma anche ai GREST. Quindi anche i ragazzi che vanno ai GREST e sono seguiti dal servizio della disabilità possono accedere all'accoglienza scolastica. Venturini evidenzia come il Comune di Venezia sia in realtà uno di quelli che si è impegnato maggiormente. Allo stesso tempo però lancia un messaggio. È un impegno che il Comune di Venezia fa e lo fa con convinzione e ci colloca a essere uno dei comuni in Veneto, forse il comune in Veneto che più eroga in termini di questo tipo di servizi. Altri comuni, altre ULSS, altri territori erogano molto meno, molto poco e su questo c'è un lavoro da fare a livello regionale di omogeneizzazione degli standard qualitativi, è evidente. Se arrivassero anche altri finanziamenti da parte regionale o nazionale su questi temi siamo ben contenti di metterli a frutto e metterli a disposizione.